È in onda il notiziario di Radio Libertà, realizzato in collaborazione con Il Sussidiario. Buongiorno e benvenuti al TG di Radio Libertà in collaborazione con il sussidiario.tv. Oggi è martedì 3 marzo 2026. Vediamo le notizie in evidenza. La guerra in Medio Oriente entra in una nuova fase. Donald Trump avverte Teheran. La grande ondata deve ancora arrivare, mentre i raid americani colpiscono obiettivi strategici iraniani. Hormuz diventa il baricentro della tensione globale. Petrolio in salita, mercati nervosi e la Casa Bianca avverte che bloccare lo stretto sarebbe un atto ostile contro l'economia mondiale. Trump decide e l'Europa si divide. Londra si allinea a Washington, Berlino frena, Bruxelles invoca prudenza. Intanto in Italia scatta l'allerta sicurezza, rafforzata la vigilanza contro possibili rischi di radicalizzazione e terrorismo. Sul fronte interno, scontro sul referendum giustizia. Il magistrato Di Matteo attacca la riforma, Meloni replica nel merito, separare le carriere per liberare la magistratura. E negli Stati Uniti l'offensiva contro l'Iran accende il confronto politico. Trump rivendica la dottrina della forza, mentre l'opposizione democratica si divide. Questi i temi di oggi. Cominciamo. Guerra in Medio Oriente. Trump. La grande ondata deve ancora arrivare. Teheran tenta di dividere l'Europa. L'operazione contro l'Iran entra in una fase nuova e più dura. Donald Trump rivendica i raid e avverte Teheran. Li stiamo massacrando, ma la grande ondata deve ancora arrivare. Parole che indicano chiaramente come l'offensiva non sia conclusa e che la pressione militare è destinata ad aumentare. Nelle ultime ore, un attacco con droni ha colpito una sede diplomatica americana nel Golfo. Nessuna vittima, ma il segnale è evidente. È la risposta di un regime sotto pressione che alza il livello simbolico dello scontro mentre perde terreno sul piano strategico. Parallelamente, il Ministero degli Esteri iraniano ha lanciato un messaggio diretto agli Stati europei. Non unitevi alla guerra di USA e Israele. Un appello che suona più come una richiesta di sponda politica che come una minaccia. Teheran sa che l'anello debole dell'Occidente non è Washington, ma un'Europa esitante, divisa, incline alla prudenza diplomatica, anche quando la realtà impone scelte nette. Secondo fonti militari statunitensi, i bombardamenti hanno centrato infrastrutture militari, siti missilistici e capacità navali iraniane. L'obiettivo dichiarato è impedire definitivamente al regime di sviluppare armamenti balistici e capacità nucleari. La linea della Casa Bianca resta quella della deterrenza offensiva. Colpire prima, colpire forte, ristabilire credibilità. E nel momento in cui Teheran tenta di dividere l'Europa, Washington sceglie invece di riaffermare compattezza e leadership, energia e mercati. E sempre parlando di Iran, passiamo alle conseguenze economiche. Trump ha definito suicida qualsiasi tentativo di bloccare lo stretto di Hormuz, avvertendo che una mossa del genere verrebbe considerata un attacco diretto all'economia globale. Il gas europeo registra rialzi a doppia cifra, il petrolio corre, le borse restano nervose. Basta una minaccia su quel corridoio energetico per scuotere l'intero sistema mondiale. È la dimostrazione di quanto la stabilità economica sia legata a pochi chilometri di mare. Europa e alleanze. Mentre Washington imprime la linea strategica, l'Europa procede in ordine sparso. Londra si coordina con gli Stati Uniti, Berlino frena, Bruxelles richiama alla diplomazia. Trump non ha cercato una preventiva condivisione con i partner europei.
La decisione è stata americana, rivendicata come necessaria e urgente. È la riaffermazione di una leadership atlantica in cui chi dispone della forza militare stabilisce tempi e modalità dell'intervento. Sicurezza interna. E mentre la tensione cresce fuori dai nostri confini, cresce anche l'attenzione dentro casa. Il governo ha rafforzato le misure di sicurezza dopo le minacce iraniane ai paesi alleati degli Stati Uniti. Il Comitato Nazionale per l'Ordine e la Sicurezza è stato convocato per monitorare eventuali rischi di radicalizzazione o azioni isolate. L'intelligence segue con attenzione le reti legate al fondamentalismo islamico. Prevenire significa non farsi trovare impreparati. Referendum, giustizia. Cambiamo argomento, ma restiamo su un tema che divide profondamente il Paese. L'intervento del magistrato Nino Di Matteo contro la riforma della giustizia riaccende lo scontro sul referendum. Quando una toga entra direttamente nella battaglia politica, il confine tra giurisdizione e campagna elettorale si assottiglia. Dal TG5, Giorgia Meloni ha risposto punto per punto: separazione delle carriere tra chi accusa e chi giudica, sorteggio per il CSM per ridurre il peso delle correnti, maggiore responsabilità disciplinare. Non vogliamo sottomettere la giustizia alla politica, ha detto, ma liberarla dalle interferenze e rafforzare lo Stato di diritto. Stati Uniti, scontro politico. E torniamo negli Stati Uniti, dove lo scontro non è solo militare, ma anche politico. Trump difende l'operazione come necessaria per ristabilire deterrenza e credibilità americana. La pace si ottiene dalla forza, ha ribadito. Parte dell'opposizione democratica esprime preoccupazione, ma la Casa Bianca insiste. Nessuna trattativa da posizione di debolezza, nessun compromesso sul nucleare iraniano. In gioco, secondo Trump, non c'è solo un conflitto regionale, ma il ruolo stesso dell'America come potenza guida dell'Occidente. Radio Libertà, in collaborazione con Il Sussidiario TV, presenta gli approfondimenti di oggi. Ex Ilva, industria sotto assedio giudiziario. Nell'analisi pubblicata oggi su ilsussidiario.net, Giuliano Cazzola affronta il caso Ex Ilva. Il punto centrale è la pressione giudiziaria e amministrativa che negli anni avrebbe compromesso stabilità e investimenti. La questione non è negare responsabilità o sicurezza, è capire se in Italia una grande acciaieria possa operare senza essere trasformata in un processo permanente. L'acciaio è filiera strategica, automotive, cantieristica, infrastrutture. Se perdiamo la siderurgia, perdiamo autonomia produttiva. Difendere industria e lavoro significa garantire regole certe ed equilibrio tra tutela ambientale e continuità produttiva. L'Italia manifatturiera che smentisce il declino. Nell'intervento pubblicato oggi su Il Sole 24 Ore, l'economista Marco Fortis evidenzia il surplus manifatturiero italiano. Meccanica, agroalimentare, farmaceutica, macchinari ad alta specializzazione. Il Made in Italy resta competitivo sui mercati internazionali. Il dato contraddice la narrazione del declino strutturale. L'Italia non è un paese marginale. Meno autodenigrazione, più consapevolezza. La forza produttiva italiana è un fatto, non uno slogan. Private Credit USA. La fragilità nascosta dei mercati. Nell'analisi Spy Finanza, Mauro Bottarelli sostiene che il cosiddetto lunedì nero non sia riconducibile soltanto ai raid contro l'Iran. La vulnerabilità sarebbe nel sistema del private credit americano. Leva finanziaria elevata, riutilizzo opaco delle garanzie, esposizioni incrociate. Secondo l'analisi, la Federal Reserve sarebbe intervenuta con acquisti straordinari di titoli a breve termine. La fragilità occidentale non nasce solo dai conflitti, ma da anni di finanza espansiva scollegata dall'economia reale. La solidità non fa rumore, ma nei momenti critici è un vantaggio strategico. Sovranità del voto e allarmi democratici. Nello spillo, pubblicato oggi su ilsussidiario.net,
Stefano Bressani analizza il dibattito sui cosiddetti pieni poteri e sul ruolo del Quirinale. Il tema è istituzionale. La stabilità deriva dal consenso popolare o da equilibri negoziati tra gruppi parlamentari? Riaffermare la centralità del voto non significa mettere in discussione la Costituzione. Significa ricordare che la sovranità appartiene al popolo. E per oggi è tutto. Grazie di averci seguito. Noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento a domani, sempre alla stessa ora. Buona giornata. Avete ascoltato il notiziario di Radio